L'onorevole Rosellina Marchetta, deputato segretario all'ARS, ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Schifani, all'assessore regionale al territorio e ambiente Savarino, all'assessore alle infrastrutture Aricò, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono adottare per la messa in sicurezza di Contrada Caos in territorio di Porto Empedocle nella provincia di Agrigento. Una problematica fortemente sentita dai residenti della zona, ma anche da numerosi cittadini del territorio agrigentino che quotidianamente attraversano l'importante arteria viaria. Nell'interrogazione l'onorevole Marchetta evidenzia la pericolosità della Contrada Caos lungo la statale 640, considerato il concreto rischio di crolli che interessa la zona a causa di frane legate alla situazione di dissesto idrogeologico. Inoltre evidenzia l'avanzamento dell'erosione ai danni della costa che viene stimato dai tecnici dell'ANAS nella misura di circa 2 metri all'anno. È una situazione che va aggravandosi di anno in anno, creando forti preoccupazioni. Contrada Caos, continua l'onorevole Marchetta, è parte di un'arteria viaria infrastrutturale strategica che collega tra l'altro la città di Porto Empedocle al versante occidentale della Sicilia. Sull'arteria converge, specie durante il periodo estivo, un elevato livello di traffico veicolare legato ai flussi del turismo, una situazione, secondo la Marchetta, che sta generando uno stato di preoccupazione crescente e di allarme tra i cittadini di giorno in giorno, con numerose lamentele e continue segnalazioni. Nell'interrogazione l'onorevole Marchetta chiede al Presidente della Regione e agli assessori al ramo indicati se siano a conoscenza di tale pericolosità per l'incolumità pubblica che caratterizza il tratto statale di Contrada Caos e del contestuale ritardo legato all'inizio dei lavori programmati che ancora oggi non risultano ancora avviati. Inoltre si chiede quali iniziative urgenti intendono assumere per porre in sicurezza l'intero tratto interessato dall'intenso traffico di veicoli e offrire ufficialmente opportune rassicurazioni sia agli abitanti delle zone adiacenti che ormai da tempo manifestano pubblicamente le legittime preoccupazioni.